Registrato. Buonasera Buonasera. cari amici e benvenuti anche questa sera alla nostra special live delle Sibille Interattive gratuite. Vediamo se possiamo migliorare la luce. Sì, Accendete la dalla luce. mia finestra, Sì. secondo me. Va bene. Ma dovreste accendere la luce a casa vostra così per vedere meglio come si dice, il monitor. No, sto scherzando, adesso la Hilde sta cercando di fare ora tiro giù il qualcosa. bastone. No, non tira giù il bastone che siamo in diretta, non si sa mai. Boh. Ok, Allora, eccomi cari qua. amici, noi siamo qui per voi, mi raccomando, se volete fare delle E domande. loro penseranno, ma perché sta debosciata? Ha fatto tutto da seduta? Perché sotto un vestitino che ho coperto con la maglietta del nostro sponsor. B20 o Super Bottino, perciò Finalmente una nuova collezione, cercatelo su TeePublic. TeePublic è il nostro sponsor. Super Bottino 96. Ok. Bene cari amici, allora per fare le domande Sibille Interattive gratuite, nome, data di nascita, una domanda ricca di contenuto, insomma che sia formulata in modo chiaro, un argomento specifico. Se dovete chiedere per esempio una questione lavorativa, specificate appunto se state lavorando, se siete in cerca di occupazione, se la situazione ha a che fare con qualche persona, tipo un vostro superiore, un collega, eccetera, mettete anche il nome e la data di nascita di questa persona interessata. Faccio un esempio, ad esempio, se arriva una domanda così, no? Ad esempio, è un po' fuorviante perché la denuncia a chi l'ha fatta, capisci? Al panettiere, all'idraulico. Cioè, ha già provato, perché ha messo la denuncia penale, qualche indicazione l'ha data, però se vuoi aggiungere qualche dettaglio, perché non ci dobbiamo agganciare alla scenergetica, perché sennò se anche dici il nome della caserma, ma quante denunce... No, vabbè, è chiaro che ha suo nome, bisogna vedere se sei tu che hai formulato la denuncia, se hai presentato la denuncia, capite? Per quale cosa, chiaramente penale, quanto tempo fa, cercate di mettere qualche cosa in più, ok? Oppure ad esempio... Oh Massimo, così non va bene, no, io ti ringrazio tantissimo per averla, ma troverò un nuovo amore. Devi metterci la nostra data di la nostra magari non la sai, la tua data di nascita. Io la so, la sua. Cercate di mettere qualche indicazione in più, per favore, perché così amici, diventa difficile fare una cosa come seria. una lotteria del circo, no? Cioè, vi possiamo dire E quindi, tornando alle indicazioni, se formulate la domanda, mettete il vostro nome della domanda, la vostra data di nascita, argomentate la domanda, ok? E mettete qualche informazione rispetto alla domanda, quindi niente domande troppo generiche, perché perdiamo tempo, poi dispiace non potervi dare una risposta la più attendibile possibile. Chiaro che le risposte delle dirette non possono essere della stessa natura, della stessa qualità delle risposte in privato, essendo che viene meno un contatto diretto, che comunque cerchiamo di chiedervi nella vostra partecipazione. Quindi se mettete la domanda e desiderate effettivamente che la vostra risposta vi arrivi, vi giunga, dovete comunque poi, una volta scelti, dire presente, o comunque ci sono. Se vi facciamo delle domande durante la risposta, quando vi diamo la risposta, partecipate, perché queste domande aiutano a chiarire ulteriori aspetti, eccetera. Questo perché ovviamente in un consulto professionale privato abbiamo un'interazione, siamo al telefono assieme, ci sentiamo, ci diciamo delle cose, quindi è chiaro che per andare il più vicino possibile a un consulto vero e proprio, o quantomeno a una domanda così come viene tenuta nel consulto, abbiamo bisogno appunto che voi compartecipiate e che rispondiate a qualche piccolo, come dire, standard o richiesta. Ciao Amy, un saluto anche a te. Bene, comunque si vedono un po' di persone, questo fa piacere. Ecco, vedo una domanda che arriva da Facebook. Ecco, spiega un cari po' amici di Facebook. Intanto benvenuto gruppo Facebook. Ricordo a tutti i partecipanti che Marietto e la sottoscritta gestiscono, portano avanti da diverso tempo ormai un gruppo su Facebook, anzi due, però uno col quale facciamo spesso le dirette, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Quindi cari amici, se vi fa piacere la condivisione di contenuti di queste discipline, ripeto, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, allora siete benvenuti, fate richiesta di iscrivervi al gruppo Facebook. Ma
Siccome Facebook è la piattaforma StreamYard dalla quale noi trasmettiamo contemporaneamente su 3 canali, quindi il canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube e il gruppo Facebook, mancando un collegamento diretto fra Facebook e StreamYard, è necessario che diate la vostra autorizzazione affinché StreamYard comunichi tramite Facebook e pubblichi il vostro commento in chiaro, che significa che sia leggibile il vostro nome utente. Come si fa? Quindi facilissimo, l'ho forse usato parole troppo complicate, in realtà è una cosa semplice. Andate nel nostro gruppo da cui state vedendo appunto la diretta, tornate quindi nella pagina del gruppo dove avete visto il post della diretta. Nella parte scritta del post, dove appunto, ehi caro amico, sei invitato alla diretta, bla bla bla, c'è un link in azzurro, www.streamyard.com/Facebook. Cliccate questo link, invece di entrare nella diretta si aprirà un'altra pagina. Questa pagina vi chiede un ulteriore clic di conferma per autorizzare StreamYard alla comunicazione dei vostri dati tramite Facebook, ok? Nella diretta. Chiuderete dopo l'autorizzazione la pagina e questo passaggio non sarà più necessario nelle future dirette, quindi si fa una volta sola e si fa di nuovo poi per revocare eventualmente l'autorizzazione. Quindi Okay? Claudia, Quindi, è meglio che fai quello che dici in fai questi passaggi, quindi torna nella pagina del gruppo dove trovi il post della diretta, clicca il link in azzurro ma non nell'immagine della diretta, quindi il link nella parte scritta, autorizza con un ulteriore clic nella pagina che si è aperta. Ecco, brava, adesso però devi resettare. Quindi devi uscire ora e rientrare nella diretta, altrimenti continuiamo a non leggere, vedi che resta Facebook user, quindi purtroppo è fatto ma non sembra che sia andato in... Fai un reload della pagina. Esatto. Allora, detto questo, abbiamo menzionato il tuo canale YouTube, il mio canale YouTube. Però c'è il pezzo 90, che è il sito www.ilcapitano.altervista.org. Questo sito da diverso tempo, da numerosi anni, ormai sono 8 come minimo 8 dal 2015 che praticamente divulghiamo la radionica in modo gratuito, quindi sul sito troverete tantissime, numerosissime dispense gratuite che potete scaricare in qualsiasi momento fino a quando reggerà internet, quindi fino a quel momento questo materiale resterà a disposizione di tutte le persone che hanno questo desiderio di approfondire la radionica. Esatto. La radionica sfrutta le onde di forma, le stringhe numeriche, le frequenze e i simboli per stimolare dei miglioramenti nella nostra vita. Proprio grazie al principio delle onde di forma e della loro influenza, della loro frequenza e impatto in quello che è la nostra realtà, lavorando con un testimone e con l'applicazione di queste onde di forma riusciamo a fare piccoli e mirati interventi di miglioramento. Quindi i circuiti sono comunque numerosissimi, lavorano a 360 gradi più o meno in ogni direzione, quindi dal recupero psicofisico, l'abbandono di compagnie nocive, piuttosto che vizi che possono dare problematiche, il riequilibrio dei corpi sottili, dei chakra, dei meridiani, quindi tutto quello che è un complesso psicofisico molto articolato e che ci porta a vivere una vita più o meno tranquilla. Quindi possiamo fin da subito e potete fin da subito, scaricando queste dispense dal sito e usando le istruzioni delle dispense, e ancora di più, se avete dubbi, cercate nei nostri canali YouTube, nella sezione playlist, tutti i video di divulgazione della radionica e fin da subito sarete in grado di cominciare a muovervi con questi rudimenti nel mondo della radionica. Quindi questo è importante. Tra l'altro nelle playlist dei nostri canali trovate tantissime altre condivisioni anche di rituali semplici, di lezioni sul pendolo, quindi vi lasciamo veramente un immenso tesoro tra cui potrete spulciare e applicarvi fin da subito praticamente, in modo pratico, quindi senza tanta teoria. È chiaro che c'è anche teoria nei nostri canali, ma torniamo al sito. Nel sito trovate anche la sezione shop,
ok? Nella sezione shop Esatto. ovviamente troverete tutte le cose che sotto un aspetto, un profilo professionale potremmo realizzare per Il voi, tra nostro cui cavallo di battaglia. questo ciondolo stupendo che io non mi tolgo mai, non so se lo vedete, lo metto, ce l'ho sempre, nelle dirette lo metto sempre in mostra. Esatto. Il ciondolo è quello che diciamo così collima e racchiude non solo tutto l'aspetto ermetico cabalistico della conoscenza dell'albero sefirotico, le intelligenze divine organizzate secondo schiere angeliche, e raccoglie quindi contemporaneamente anche tutto un lavoro di programmazione radionica e radiestesica. Quindi il ciondolo nasce per tutelare e proteggere il suo possessore e per stimolare eventualmente anche il recupero della salute, un po' di benessere come dire, le frequenze, gli influssi del livello planetario Giove, quindi insomma c'è una serie di piccoli lavori, non piccoli, non voglio sminuire l'importanza di quello che è stato messo sul ciondolo, ma sicuramente che insieme collaborano per dare a chi lo possiede, perché tra l'altro viene personalizzato per le frequenze della persona, quindi se io prendo il ciondolo di un'altra persona non è che ne traggo un particolare beneficio, quel ciondolo risponde solo al suo possessore, Esatto. e questa è la sua forza. Ok? Quindi se anche ve lo dovessero rubare, eccetera, quello che abbiamo fatto resta e continua a rispondere a voi. Okay? E poi abbiamo i sigilli. I sigilli che appartengono alla tradizione ermetico-cabalistica, i sigilli dell'ascito del testamento magico di Salomone, servono sicuramente a raggiungere, a propiziare degli aspetti della nostra vita, ma sono anche dei correttivi di quello che sono le carenze che purtroppo spesso capita di avere sotto un profilo planetario al momento della nascita. Quindi se per esempio abbiamo degli aspetti dissonanti o difficili che ci mettono un po' in difficoltà, in particolare con 1 o 2 governatori planetari, il supporto del sigillo tende a fare da correttivo, quindi a modificare l'influsso di quel livello di coscienza con questa stampella, diciamo così, magica. Quindi il sigillo convoglia, raccoglie simboli, lettere e altre cose straordinarie, come per esempio passaggi dei salmi che per chi segue per esempio il mio canale sa, ma anche sul sito ilcapitano.altervista.org ho divulgato alcune cose legate ai salmi, quindi chi conosce i salmi sa il potere straordinario che essi contengono, quindi in tutti i sigilli ci sono appunto una serie di condensazioni importanti che propiziano la persona nella direzione appunto del sigillo. Topolotto, poi Direi di rispondere. Sì, adesso penso di rispondere perché il pippone della In Hilde... futuro parleremo di altri sigilli, Sì. altri ambiti della nostra tradizione, che è Certo. bellissima, straordinaria. Ultimamente va molto in voga parlare di Cabala, non sempre associata a cose positive, perché parlano della Cabala nera, Cabala oscura, ma sappiate che insomma è un po' semplicistico e non ha niente a che vedere appunto con il governo occulto. Ok, bene, adesso dopo il pippone della Hilde iniziamo a rispondere ai fortunati possessori della domanda giusta. Quelli che hanno resistito. Sì, vediamo un po'. Allora, io risponderei al nostro Massimo Badolato, perché è un amico. Badolati, va bene. Sono 2? Sì, lui è il suo gemello con la I. Allora, va bene, vediamo, chiede se troverà una persona che gli voglia bene e mi rispetti. Massimo, 18 febbraio del 75. Bene, vediamo cosa ti un riserva. Po' il nostro Max, se ce la facciamo, Esatto. Trovare l'anima gemella o qualcosa. Vabbè, lui già non ha usato tanto, ho chiesto almeno una persona che lo rispetti. Esatto, vediamo un po' cosa bolle in pentola per il nostro Max. Vediamo un po' per Massimo Sibille, diteci cosa bolle in pentola. Allora, il gattino è una donna virtuosa, potrebbe essere secondo me una d'occasione. Allora, a me piace descrivere questa accostata, perché questo accostamento di Sibille mi è capitato anche in altre circostanze. Cioè non è una grigliata. Sì, non è una cosa. Costatina. Questa costatina, queste, va bene, non dilunghiamoci.
Allora, la falsità è il principio dell'attesa, dell'opportunismo, della pazienza e la costanza è la vittoria nel tempo. Un po' come Esatto. dire che se avrai pazienza sarai premiato, Chi la riassunto dura del vince? riassunto, chi la dura la Chi la vince. dura la vince. Max è seduto Vediamo, sulla vediamo. sedia giusta. C'è qualche donna che ha pianto per te? Nel passato c'era Ma può anche qualcuna che... essere stato lui a piangere per una persona che riteneva Lo più di so, lo un'amica. so, lo so, Mm. lo so. Ai 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 ai, ai 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 ai, cosa vedono i miei occhiali? Ma vediamo un po' il risultato finale. Max, guarda. Ma allora, ascolta, diciamo che una persona che ti rispetti, ora vedendo le carte capisco perché hai chiesto quantomeno il rispetto, perché si capisce che hai avuto a che fare Già. o che hai la tendenza ad attirare persone che in un modo o nell'altro ti danno un po' di pensieri e preoccupazioni. Intanto partiamo dal passato. Si vede una prima delusione nei confronti di una persona che tu ritenevi vicina, un'amica, una persona cara, con la speranza che potesse nascere qualcosa di più, ma è chiaro che c'è stata questa aspettativa e forse anche un po' un'occasione, ma è anche possibile che tu sia stato animato da un qualcosa che puoi anche aver in qualche modo travisato, quindi attenzione. Però ora vedo che torna alla ribalta una persona con Una cui vecchia gloria. c'è la possibilità di un flirt, un corteggiamento, di una piccola Sembra che frequentazione. qualcosa torni in... Esatto, perché la linea del presente parla di un riavvicinamento, di un ritorno comunque di qualcuno che per te comunque è intimo, quindi qualcuno caro, e potrebbe essere il riferimento anche a questa persona del passato. Quindi se magari in passato hai un po' frainteso l'affetto, la presenza di una persona, non escludo che oggi si avvicini invece con l'intenzione di frequentarti. Esatto. Tuttavia, Massimo, ci sarà ancora un pochettino di nervosismo gli perché sviluppi purtroppo perché sono io un po' negativi. vedo una donna che lo Cioè, attacca. arriveranno pettegolezzi, l'invasione di campo di una persona che in qualche modo interferirà fino a bloccare questa Una frequentazione. donna femminile. C'è da capire se ovviamente questa interferenza non venga subita magari da quest'altra persona che in qualche modo fermerà il correre o il decorso della vostra frequentazione. Quindi fai attenzione perché calunnie, pettegolezzi Vedi questa linea qua. e attacchi di ogni tipo possono bloccare quello che sta un po' crescendo in questo momento. Secondo me sembra che sia stato attaccato da una donna Sì, che... ma è nel futuro che verrà attaccato. ma vedi, quando esce questa sibilla qui, alcune volte vuol dire che l'ha già fatto e noi riusciamo solamente a vederlo là nel futuro. Ma lo farà là e lo vedrà là. Già. Quindi Massimo, purtroppo le calunnie, le cose che fermeranno questa frequentazione che sembra sul nascere, purtroppo le scoprirai in futuro. Quello che ti posso dire è che in un modo o nell'altro la persona che sembra avvicinarsi adesso si fermerà la vostra frequentazione. Il suo allontanamento ti sembrerà strano da capire perché cercherai tu di capirne di più, ma e quindi ci metterai tutta la tua buona volontà, ma questa persona si allontanerà. Questo ovviamente ti porterà a non stare proprio benissimo. Quindi, e cosa viene fuori? Tu lo scoprirai questo segreto, quindi ti verrà riferito un qualcosa che sicuramente ha a che fare con quello che abbiamo detto. Quindi la persona che nel prossimo periodo interverrà per allontanarti, poi ti verrà, non dico che sarà lei a confessare, scoprirai che c'è stata questa cosa, ci starai male. Quindi in quel momento avrai chiaro il perché e lì ovviamente si vede questo, quindi purtroppo non significa che sarà tutta così la vita futura. Diciamo che purtroppo ci raccontano gli sviluppi. Diciamo che i prossimi passi sono un pochettino in salita. Esatto. Quindi non sono neri, perché secondo me c'è una donna che vi attacca. Sì, magari può essere, che ne so, la mamma di questa ragazza, una persona comunque vicina a lei. Una donna gelosa, Una persona vicina a lei che in qualche modo, magari un'amica che pensa che le porterai via l'amica sua, quindi è un po' così. Va bene. Guarda Claudia Servalli, che però non ha messo la data di nascita. Eccola qua, quindi è lei
che è riuscita finalmente ad utilizzare Ma Facebook, allora, però andiamo a cercare la sua data che era su. Vediamo, intanto Claudia ci sei perché finalmente vediamo il tuo nome, 23 agosto 81. Allora, abbiamo la nostra Vuole Claudia sapere se Servagni. trova un lavoro. Claudia, allora dici solo velocemente se ci sei, prego Massimo, in bocca al lupo. Resisti Massimo? Allora, vediamo un pochino quindi di rispondere alla nostra Claudia, che è la benvenuta. Tra l'altro, la prima volta che rispondiamo a una domanda per lei, e questo sappiate che è uno spazio dove tutti hanno diritto di ricevere almeno una volta nella vita una risposta gratuita. Ecco, 23 agosto 81, benissimo. Bene, lei c'è. E allora procediamo. Vuole Vediamo. sapere quindi se troverà presto un lavoro soddisfacente, stabile e ben retribuito. Vediamo un po'. Vediamo un po' la nostra nuova Claudia. amicizia Claudia dell'81, se nel prossimo futuro Esatto, se si muove qualcosa per lei. Vi ricordo ragazzi che siamo disponibili per consulti professionali in privato, certo. segnatevi giù i nostri numeri di telefono e non abbiate timore di contattarci. Allora la partenza è già un pochettino in salita, ne dopo? Un po' Ma impegnativa sembra la salita. che ci siano abbiamo comunque rubato delle le interferenze, qualcuno che si è appropriato di qualche occasione, probabilmente può sì. anche essere causato da un tuo tentennamento e quindi qualcuno ne ha tratto un vantaggio. Perché queste carte qua sono un po' pesanti, quasi come me. No, pesantissime. Beh, c'è un aiuto, però vediamo un po', anche qui, vedi. Poi guarda che vengono, oppure se mescoliamo. Male lingue. Nostra Claudia. Vediamo un po'. Dai, va Claudia. Allora, finalmente possiamo dare una buona notizia a lei. Finalmente una buona notizia. Allora, Claudia, veniamo a noi. Già in passato, aspetta che inquadro forse un po' meglio la stesa. Purtroppo... In passato si è visto una persona, tra l'altro valida, potrebbe essere stato un datore di lavoro, una tua conoscenza comunque prestigiosa, quindi qualcuno nella possibilità effettivamente di darti un aiuto, soprattutto di sviluppare qualche progetto lavorativo con te, ma questo progetto a causa di interferenze. E anche qui c'è questo accostamento infelice, purtroppo nemica deliranti, nonostante abbiamo mescolato, tagliato, quindi purtroppo quando le sibille devono dare una notizia le puoi mescolare 1.000.000 di volte e se devono dirti qualcosa lo dicono. Quindi comunque in passato tutta la buona disposizione di quest'uomo è stata in qualche modo intralciata pesantemente da qualcuno che può essere stato geloso di te, di quello che potevano essere gli sviluppi di questo lavoro. Comunque si è capito che in ogni caso qualcuno si è poi tirato indietro e quindi non se n'è fatto nulla. Attualmente la linea del presente, nemico, sospiri, vecchia signora, denaro, comunque è una linea dove si capisce che non sta venendo fuori granché, le attese si allungano e se non si è chiuso l'argomento in modo chiaro con quel potenziale progetto, sviluppo lavorativo che era in ballo nel passato, comunque arriva la sensazione che questi ritardi si allunghino a non finire. Quindi c'è molta attesa, un'attesa che però continua a prolungarsi a causa di ostacoli. Quindi al momento sei, come dire, in aspettativa, in attesa. Chiaro che la vecchia signora denaro comincia a cambiare un po' il clima della stesa, quindi nonostante tu sia in attesa ci sono delle buone situazioni, buone chance e forse anche grazie a una vecchia conoscenza, una donna, una persona più grande che pare essere ben ammanicata o saperti dare i giusti consigli. Quindi c'è la possibilità comunque di poter contare su una persona abbastanza influente e che in questo momento può anche darti, come dire, un indirizzo, un aiuto in qualcosa di duraturo. Quindi la solidità, la capacità, ma anche l'esperienza che tu nel frattempo hai costruito saranno utili per te in futuro. Infatti si muovono i primi colloqui, quindi nel prossimo periodo è possibile proprio di incontrare fisicamente delle persone e sostenere dei colloqui, ma non ultimo anche la possibilità di partecipare a concorsi. A volte
La carta dell'artista per le questioni lavorative può riguardare appunto colloqui e concorsi, quindi prendere in mano di nuovo i libri, studiare, approfondire ulteriormente alcuni aspetti di quello che è la tua esperienza, la tua competenza e le tue capacità, quindi si muove positivamente. Ti devo dire che c'è ancora un passaggio un pochettino impegnativo, militare gelosia, quindi vuol dire che comunque dovrai rafforzare la tua volontà anche a fronte di situazioni che potranno metterti un po' alla prova, un po' in difficoltà. In ogni caso sei una persona forte e secondo me la cosa importante è che recuperi una passione, quello che era la tua vocazione, un interesse che ti ha sempre in qualche modo alimentato, ecco, nella tua determinazione, nella tua volontà. Quindi sicuramente questa cosa avverrà perché l'esito è molto bello. Quindi, e può essere anche che nonostante i colloqui, nonostante gli incontri, eccetera, questo può parlare del principio della concorrenza, quindi che sarà difficile, non sarà facilissimo, ma tu darai qualcosa in più, quel qualcosa in più che farà la differenza. Esatto. Infatti, Il risultato il arriva risultato è effettivamente positivo. un contratto, una bella proposta lavorativa con grandi potenzialità. La carta della falsità ovviamente parla di sviluppi Di incerti opportunità. ancora, ma anche di opportunità, e spesso nelle situazioni lavorative, economiche, parla di Anche perché sono molto presieduto da benefica. bellissime E carte. infatti, quindi io direi che proprio è l'occasione che stai aspettando, Sì. quindi coglila poi al volo. Però non è ancora un pelino di salitelle, quindi non ti scoraggiare, sì. ok? Bene Claudia, in bocca al lupo. Ok. Noi, che dirvi amici cari, vi ringraziamo. Sì, vi ringraziamo e vi Sì. per il prossimo martedì. Vi ricordiamo che l'appuntamento ormai è il martedì. Oggi abbiamo fatto un pelino di ritardo perché ho avuto un consulto alle 6, quindi necessariamente si è un pochino slittata la situazione, ma intorno alle 6:30, 7:45 noi ci saremo anche martedì prossimo. Quindi vi ricordiamo che nel caso in cui voleste comunque un consulto professionale, Noi ci siamo potete sempre a 20 contattarci euro, 30 minuti. tramite WhatsApp o Telegram, 30 minuti, 20 euro, Sì. quindi siamo a vostra disposizione. E che dirvi, per la domanda gratuita aspettate martedì. Grazie a tutti. Certo, Polotto, Sì? non vedevo l'ora che finiva perché stavo affogando Iperventilando. con la iperventilazione e stavo ribloccato così con le sibille. Ok.